Ha 22 anni, vuole andare a Parigi e diventare un avvocato. È il momento di conoscere la biondissima Martina. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey, shutting down the game. Be my head coach, so you can and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you... Oggi ci troviamo in Piazza Unità per intervistare una delle finaliste di Miss Topolini. Ciao, come ti chiami e quanti anni hai? Ciao a tutti, sono Martina Klimic, ho 22 anni e studio alla Facoltà di Giurisprudenza a Trieste. Da quanti anni è che sei iscritta e quindi da quanti anni è che studi? Studio da 4 anni, quindi il penultimo, e quest'altro anno è l'ultimo. Meno male. Perfetto, quindi sei abbastanza regolare con gli studi? Più o meno, diciamo. Beh, complimentoni. Oltre a studiare, cosa fai? Lavoro, faccio la barista. Dove? Al Bar Stella a Trieste. Perfetto, salutiamo gli amici del Bar Stella. E quindi tu vivi qua in Italia, qua a Trieste, oppure fai sempre su e giù? Vivo a Trieste, però ogni tanto, siccome Umago, la città in cui vivo, è vicino, a 40 minuti con l'automobile, quindi torno ogni tanto anche a casa quando ho un pochino di tempo. Quindi sei automonita, hai la patente? Ho la patente, non ho l'automobile, però mi arrangio ogni tanto e me la prestano. Perfetto, e a casa, oltre ai genitori, anche fratelli e sorelle da andare a trovare? Una sorella di 19 anni. Quindi più piccola, e lei cosa studia, cosa fa? Lei lavora in Croazia. Che lavoro fa? La barista anche. Ah, anche lei, quindi ma ha iniziato prima lei? Entrambe. Ha iniziato prima lei a lavorare o prima tu? Nel senso, chi ha dato i consigli all'altra per come gestire un bar, come saper fare le varie cose? No, cioè io sono la sorella più grande, però lei anche da sola ha iniziato tutto. Tutte e due da 14 anni, da quando avevamo 14 anni lavoriamo. Caspita, da tanti anni, insomma, riesce a fare quindi a coniugare sia lo studio che il lavoro? Sì, 2 lavori e lo studio. E l'altro lavoro qual è? Anche la barista, però in Croazia. Ah, ok, quindi in più di un posto. Perfetto. Quindi quest'anno riuscirai a fare un po' di ferie o le hai già fatte? No, io le ferie non le ho fatte mai, sinceramente, però spero di andare a Cherso almeno 4 giorni. Quando? Roma ad agosto, ma non credo, vediamo. Prima o dopo la finale? Pensavo prima, però non so, mi sa che mi toccherà dopo perché non avrò tempo. Perfetto, bene. Qui con noi vedo che c'è anche un qualcuno, un amico, chi è? È uno dei miei migliori amici, il mio coinquilino David. Perfetto, allora adesso andremo a conoscere il tuo coinquilino. Ciao David, da quanto tempo e come vi siete conosciuti tu e Martina? Allora, ci conosciamo da circa 3 anni, però formalmente ci siamo conosciuti circa 2 anni fa quando sono piombato nel suo appartamento. Infatti mi ero trasferito a Trieste da poco, non conoscevo ancora nessuno e poi insomma praticamente una volta sono finito là per caso e da quel giorno non me ne sono più andato. Perfetto, quindi ormai quanti anni sono che conosci Martina? Beh, come ho già detto sono circa 3 anni, però siamo amici da 2 anni insomma. Perfetto, e ora siete ancora coinquilini? O in che città eravate coinquilini? Eravamo coinquilini proprio qua a Trieste, dove io mi sono trasferito per motivi di studio, Martina era già qua e adesso è una fase un po' di trasferta perché io al momento lavoro in Croazia, quindi non so come andrà a finire quest'anno, però mi auguro che comunque rimarremo in contatto. Perfetto, parliamo un po' di te. Tu qui a Trieste cosa studi o cosa studiavi? Allora, io studio a scuola interpreti qua a Trieste, in via Filzi, e studio praticamente serbo-croato, sloveno, inglese e italiano e al momento sto finendo il secondo anno e per adesso vedremo, insomma, magari faccio anche la specialistica qua o forse mi trasferisco da qualche altra parte, per esempio Bruxelles. Quindi hai già qualche sogno nel cassetto per quanto riguarda il tuo futuro? Speri insomma di continuare una carriera forse diplomatica, mi pare di capire? Speriamo. Beh, te lo auguro chiaramente. E mi dicevi anche che lavoro fai? Lavoro in un ufficio, un call center in Croazia. Insomma, per adesso una cosa così stagionale, giusto per mettere qualche soldino da parte per poter continuare qua a Trieste. Sì, il classico lavoretto estivo per un po' mantenersi, eccetera. E quindi anche per te la domanda, ferie, riuscirai a farle? Le hai già fatte? Credo proprio di no quest'anno, però d'altronde sono in Croazia, quindi è come essere un po' in vacanza. E tu e Martina, dato che siete amici da insomma un paio di anni, siete mai riusciti a fare vacanze insieme o comunque insomma
qualche bel ricordo? Sinceramente, vabbè, vacanze proprio no, però devo dire l'estate scorsa, quando ero in un momento un po' difficile, Martina e i suoi amici, insomma, mi hanno praticamente trascinato fuori da casa e mi hanno costretto ad andare con loro al mare più volte, e devo dire che hanno reso, diciamo, un periodo molto brutto della mia vita molto più bello, molto più ricco, insomma, da ricordare. Sono riusciti a essere dei veri amici, a starti accanto, a esserti vicino. Sì, come del resto anche quando mi sono trasferito qua a Trieste, dove non conoscevo nessuno, tramite Martina e, diciamo, il gruppetto in appartamento, sono riuscito a conoscere una marea di gente, insomma, anche perché fra l'università e altre cose non riuscivo, diciamo, a conoscere, insomma, è difficile quando uno si trasferisce in un posto nuovo, dove non conosce nessuno. Chiaramente. Bene, quindi abbiamo parlato delle vacanze, abbiamo parlato di qualche ricordo insieme. Qualche aggettivo per Martina, oppure rivelaci qualche difetto? Beh, allora, avendo vissuto con Martina, devo dire di conoscerla abbastanza bene, e posso dire che è una persona che lavora sodo, che si impegna, una persona che riesce a fare 2 lavori e a fare l'università, a dare 2 esami allo stesso giorno al giurisprudenza, che non è cosa da poco. E lo posso dire anch'io, perché anch'io ho studiato, quindi so che non è affatto facile, quindi complimenti Martina. D'altro canto però qualche difettuccio ce l'ha anche lei, insomma. All'inizio, quando abbiamo iniziato a vivere assieme, devo dire che c'era la regola di non lasciarla da sola accanto al fornello, perché in cucina Martina non è che lascia disordine, insomma, voglio dire, è una persona molto ordinata, anzi quasi compulsivamente ordinata. E quindi ci piace scoprire anche questo bel pregio. D'altro canto però la cucina veramente non è il suo habitat. Quindi diciamo che sei tu che l'hai aiutata un po' a cucinare, sei tu il cuoco di casa? Beh, facevamo a turni fra le altre coinquiline, però insomma sì, diciamo che evitavamo di mangiare quando lei si metteva a cucinare. Insomma, meglio non farsi invitare da Martina a cena, ma forse è meglio un aperitivo o uscire fuori. Piuttosto un aperitivo. Tu confermi questa versione? Prima sì, adesso sto migliorando, sto andando bene. Stai migliorando? Sta migliorando? Confermi? Confermo, sta imparando adesso, praticamente quando sono dovuto andare via io ho dovuto iniziare a cucinare un pochino di più lei, quindi. E adesso dai, rivelaci cosa hai imparato e puoi dire che sai fare veramente in cucina, della serie vado fiera di qualche piatto, di qualche preparazione, di qualche sugo. Niente di particolare, niente di complicato, diciamo il pesce in forno con le patate. Beh, direi che mi piace come... No? Ha il suo piatto forte, sì, il pesce. Perché mio padre è pescatore, quindi ho imparato a fare il pesce. E meno male, perché sennò guai. E invece tu hai qualche piatto che sai cucinare bene o che vorresti trovare ogni giorno a casa? Forse ogni giorno no, però so fare benissimo la moussaka. Che cos'è? È un piatto greco simile alle lasagne, però a base di patate. Sembra buono, ci piacerebbe provare. Bene. Grazie per essere stato con noi e averci presentato un po' Martina, che adesso andremo a conoscere meglio. Facci un saluto e magari anche un in bocca al lupo a lei per la sua finale. Andrai a vederla? Assolutamente sì, non voglio perderla. Con Martina ci si può aspettare di tutto. Sicuramente sarà divertente. Bene, allora facciamo un saluto a Martina. Ciao, in bocca al lupo. Siamo di nuovo qua con Martina, siamo riusciti a venirla a trovare nel suo posto di lavoro. Lei fa la barista e ora ci spiega che cocktail ha fatto prima. Allora Martina, prima cosa ci hai preparato? Ho fatto praticamente dei ciupiti di mia invenzione alla frutta. Quindi è un tuo cocktail, che tra l'altro ne abbiamo assaggiato, buonissimo, molto dissettante. Quindi bravo anche come barista. Come hai imparato? Lavorando. Quindi non hai seguito un corso, hai semplicemente lavorando tanto sei riuscita ad imparare come si fa tutto? Sì, nessun corso. E c'è qualche cocktail che ti viene meglio di altri o sei bravissima su tutti? No, non sono bravissima su tutti, ma comunque mi arrangio. Credo che mi vengano bene, poi a me piacciono. Gli altri non dicono di no, quindi... Quindi brava, ci piace perché è riuscita a fare qualcosa di nuovo e ad inventarsi sempre qualche cocktail, quindi la creatività ci piace. Ora hai preparato uno diverso? No, è uguale di prima, solo che era avanzato, però diciamo che forse è un po' presto per berne un altro, quindi niente. Martina, grazie per essere stata con noi e averci fatto vedere quello che sai fare, grazie mille. Dai un saluto. Ciao a tutti e ci vediamo alla finale. Alla finale. Give me some jazz. Shots. Put on the rocks and I'm ready for some shots.
then come around. Every time I'm pouring shots, their panties hit the ground.